Ciao ragazzi, oggi sono a Recoaro, nella Conca Smeralda, e sono venuto qui per raccontarvi la storia della famiglia Turcato, agricoltori, allevatori, ora anche trasformatori. Una storia che parla di amore per il territorio. Quanti anni hai, Chiara? 24, Professione? Casara. Come mai questa scelta? Un po' per portare avanti l'azienda di famiglia e un po' per passione, anzi molto per passione. Anche perché qui siamo in un posto bellissimo, ma non certo super accessibile. Siamo un po' scomodi Però, perché ci credi? perché mi piace e è una cosa di famiglia, è nel sangue. Famiglia perché? Perché la nostra famiglia Turcato è sempre stata nel mondo dell'agricoltura. Una volta però chi aveva 3 vacche era un signore, adesso avere 3 vacche è quasi un debito. E allora abbiamo deciso di ingrandirci e adesso abbiamo circa 50 vacche. Questa è la vostra cassaforte? Certo, loro sono le nostre adorate vacche. Questa è la Svezia, tutte hanno un nome. Ah sì, le Muso conoscete bianco, tutte? Tutte. Tutte hanno il loro carattere. Per esempio l'asiago, quella lì, è ingorda tantissimo. Le conosciamo tutte, il loro modo di fare. Stanno sempre in stalla? Assolutamente no. Da aprile-maggio vengono liberate, prima qua in giro dove abbiamo i pascoli nostri e poi a giugno andiamo in malga, che stanno su fino ad ottobre, e poi nuovamente a casa vengono qui per di nuovo nei pascoli. Quindi la stalla serve soltanto per svernare? Sì, esatto, Anche perché qui fa freddo. tanto, molto. Questa è la stalla. La stalla che non è soltanto il luogo di fornitura della materia prima, del latte, è anche un simbolo, non soltanto perché qui si trasmettono gli insegnamenti di generazioni che adesso Chiara sta portando avanti nella produzione casearia, ma è anche un simbolo di resistenza, se vogliamo. Un tempo ogni famiglia qui a Recoaro, o quasi, aveva una stalla. Adesso si contano sulle dita forse di 2 mani. Quindi investire in questo settore, nel latte, nell'allevamento delle vacche, se vogliamo, è anche un atto di coraggio. E quindi perché Chiara ha voluto continuare nonostante le difficoltà che oggettivamente esistono lavorando in montagna? Sei stata tu a fare la scelta di trasformare il latte, è una volontà tua questa? Certamente. Già dalla prima volta, quando ho estratto il mio primo formaggio a 17 anni circa, per me era come aver fatto una maratona, bellissimo. E chi è che ti ha insegnato? Mio padre mi ha insegnato a fare il formaggio e poi sono stata un po' autodidatta, studiare, libri e Qualche consigli, sbaglio? tanti. Non si finisce mai di imparare. Questa è una magia, cioè è una roba bellissima perché il latte diventa solido, si coagula, è proprio uno spettacolo. Ogni giorno è differente. Anche la cagliata. Quello che rimane nella spanarola del nonno, la coppa di legno. Sì. Perché usi proprio questa, Chiara? Beh, ha un valore affettivo enorme. Stai ripercorrendo gli stessi gesti del nonno? Sì, certo. E cosa si prova? Beh, ogni giorno un'emozione, perché comunque ogni giorno il latte è differente, ogni giorno creo formaggi differenti perché dipende un po' da quello che mi serve. Ma tu lo seguivi il nonno quando faceva il formaggio? Io no, perché il nonno è morto quando io avevo 1 anno, però utilizzare la sua coppa mi sembra di avere ancora un contatto con lui, insomma.
E adesso siamo pronti per entrare nella stanza segreta di Chiara, o meglio, la stanza dei ricordi, delle memorie e forse anche dei sogni. Questa è la stanza del stoccaggio e della salatura. Come vedi la salatura viene fatta a secco. Questi sassi indicano il numero delle salature. Questo formaggio, che è grande, pesa sui 7-8 kg, l'ho salato 5 volte. Questo 3 volte, questo 2 e 1. Questi qua verranno salati 3 volte perché sono piccolini, pesano sui 3 kg. Sento un rumore. Questo rumore ci indica che il burro è pronto. Ah, Questa è la nostra zangola. perché sei affezionata a questa stanza, Chiara? Perché qui è la stanza della verità. Qui questa stanza mi indica se sto facendo un lavoro corretto o sbagliato, perché mi indica se ci sono dei difetti, se sto facendo il lavoro giusto e se i formaggi escono come voglio io, insomma. Quindi non è mai una cosa che si dà per scontata vedere nascere un formaggio. Assolutamente. Mio nonno diceva che vuole un matto a fare un formaio e un savio a stagionarlo. Questo significa che più o meno, seguendo la ricetta, siamo tutti in grado di farlo un formaggio. Ma la differenza cos'è che la fa poi? È la stagionatura, è difficile, dipende dalla condizione meteorologica, dalla stanza, dall'umidità, dal calore. Ma dipende anche dall'occhio del casaro Certo. o della casara. Esatto. Questo è il burro che esce da 100 litri di latte. Capito? Ah, è full anche. Bastardo. Ah, Sì, vediamo. Questo è il burro, ha un colore incredibile e adesso fresco. Buono. È panna solida. Mamma che buono, ragazzi. Non sei sola comunque qui in azienda? No, assolutamente, per fortuna, se no. Ho la mamma, il papà, mio fratello, E poi c'è la mascotte. la mascotte, Bebe, il mio maialino. Bebe, ciao! Ma dov'è mio amore? Ciao! Ah! Moscetto! Andiamo! Ah, vieni fuori! Vieni! Andiamo! Andiamo! Che hai visto oggi? Per come si muove e per come sta vicino a te, potresti chiamarlo Fido. Sì, cucciolo. E quali altri animali avete? Beh, abbiamo gli asinelli, le capre, le mie pitte, le galline. Sempre viziati comunque. E perché le allevate? Per passione, sono per compagnia. Pensati che quando sono triste vado giù e ti danno una botta di felicità. Quindi non c'è un futuro in padella o sulla griglia per loro? Assolutamente, No. dico pochi che vuole. No, assolutamente. No. Che cosa deve capire uno mangiando i tuoi formaggi, Chiara? Deve capire che sono assolutamente tutte cose artigianali, fatte in casa, con le nostre mani. C'è
un lavoro dietro enorme, perché si parte da ciò che mangia la vacca prima, che è sempre un foraggio fatto da noi, la mungitura, il trasporto che viene anche lì manualmente, tutto a mano insomma. Anche perché fare fieno qui non è che hai una grande distesa, si parte e si finisce, vero? No, assolutamente. Il lavoro che si fa qui in un mese, in campagna lo si fa in 2 o 3 giorni. Ti sei mai chiesta chi te l'ha fatto fare? No, perché ho deciso io. Il prodotto più caratteristico dell'arte casearia arequarese è sicuramente la fioretta, questo lattino che esce subito dopo la lavorazione del latte e che viene utilizzato in cucina per preparare delle cose straordinarie, in primis gli gnocchi, ma non solo. E adesso infatti andiamo da Gisella, dalla mamma di Chiara, a scoprire che cosa ci sta preparando. Gisella, ma sento un rumore come qualcosa che frise. L'acqua per i gnocchi. Ah, e quindi gnocchi vuol dire fioretta? Gnocchi con la fioretta, certo. Cosa si può inventarsi con la fioretta? Beh, frittelle, gnocchi e anche la torta dolce. Gnocchi, frittelle con la fioretta, ci sono dei ricordi quando Certo. te metti lì a smacchinare? Certo. Certo, è il piatto tipico, il gnocchi con la fioretta perché è un piatto povero, e tramandato proprio, e le frittelle invece poi rielaborate noi. Ah, sei creativa allora. Sì, beh, abbastanza. Ma chi è che ti ha Mi ha- insegnato? Beh, mi ha insegnato una signora qua che è bravissima, comunque mia mamma non me le ha mai fatte sinceramente, cioè è una cosa nuova per me. E i gnocchi? I gnocchi invece no, ovvio, quelli sono di famiglia. Ma sono ancora diffusi nel consumo familiare arequaro? Si fanno ancora gli gnocchi? Certo. Non è solo un piatto da ristorante. Certo, sì, sì, tanto. Sì, sì, certo. Poi voi avete le materie prime in casa. Appunto. Ragazzi, se si viene a Arequaro bisogna mangiare i gnocchi con la fioretta, specie qui della Gisella. Beh, si mangiano così? Con un po' di ricotta affumicata, Da una tar grattatina. sopra. Speriamo che sia buoni. Speriamo che sia buoni. Ti convinco, ti convinco. Ciao ragazzi, grazie alla famiglia Turcato, una storia d'amore straordinaria per la propria terra. Adesso basta parlare, ma gli muore. Ecco, prova a assaggiarli. Alla prossima cantirata. Ricotta? Ciccio. Di basso, Stella. Dai, signora. Buoni. Sì. Brava Gisela. Avevi paura? Avevi paura? No, beh.